stai attento, signore genitore, fare il padre non è mica un mestiere. Dimmi un po', ma che effetto ti fa il sentirti chiamare papà? Stai attento, signore genitore, anche se non gli manca niente, lo so, ogni giorno un giocattolo nuovo, qualche volta lo porti allo zoo. Tu per lui sei un modello, stai attento, tu per lui sei il più bello, stai attento. Tu per lui sei il più giusto, sei il più forte, tu sei tutto. Stai attento, signore genitore, se il maestro di scuola ti ha detto che dagli altri bambini è diverso, che tuo figlio è un bambino introverso, stai attento, signore genitore. Il lavoro, l'ufficio, gli amici, anche il sabato sera giochi a carte, e tuo figlio lo hai messo da parte. Sei un modello, stai attento, tu per lui sei il più bello, stai attento, tu per lui sei il più giusto, sei il più forte, tu sei tutto. Stai attento, signor genitore, oramai a 11 anni e lo sai, lui ti fa 10.000 domande, ma tu leggi il giornale incurante. Stai attento, signore genitore, non c'è tempo per restare con lui che parla di emarginazione e tu guardi la televisione. 16 anni, è successo qualcosa. Da 3 giorni è scappato di casa. Ora sì, gli volevi parlare. Ora sì, lo volevi ascoltare. 16 anni, è successo qualcosa, corri subito lì all'ospedale, ma il suo letto è già pieno di rose. Troppo tardi, papà. Overdose.